ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalà, che forma e sa la nostra. Ben ritrovati, eccoci qui, sei pronta Federica? Ciao, bene, prontissima. bene, bene. Perché dobbiamo presentare una ricetta nuova anche oggi, anche questa esatto, buona. molto spaghetti, sfiziosa. Gli spaghetti ai bresciani piacciono, Spaghetti, mozzarella, pomodorini, capperi. Anche questa Bravissimo. mediterranea, vero? Buonissimo. Spaghetti, pollo, insalatina, canta tu. No, grazie, Non la dai. sai? Non la No, non la conosci? so. La conosco ma non la so, dai. Che sei troppo giovane. Ingredienti. Spaghetti, capperi, pomodorini ciliegini, poi un po' di mozzarella di bufala, un po' di scalogno e che altro ancora? Curry, olio, Curry. sale. Sì, un cucchiaino di curry per appena, insaporire. hai capito, olio extravergine del sale. Non avrei detto il curry, sai? Non è facile per Sì, te capire pomodorini, queste cose. Dai, Abbiamo Fede. il tre, dai, allora. E intanto fumbuer la nostra pasta, ovviamente, fumbuer l'acqua per sbattigo sulla pasta, una bella padelo. Mochelo! Ed è una bella padella quando fa freezer e il scalogno, ma che finite pucciando? Ta secco quando sta distanziato. Adesso una bella riga con la lapis, e se te dalla tua banda e me dalla me, che dammi la lapis. Dai! Ma che si tratta anche il vaso? Lapis! Sai cosa è lapis? È là. Ma il sa neanche che roba che è lapis, mega la fopè, lapis! È il lapis, perché tutti secondo te, cara Federica, dobbiamo sapere che cos'è il lapis. Io insomma forse non lo so, ma ci ha raggiunto nuovamente Luca, il quale sicuramente lo saprà. Sto lapis, la lapis, il lapis, che cos'è? Non lo so che cos'è il lapis o la lapis, non lo so. Manco tu lo sai. Anch'io. Ai, si è messi male. Forse un aiutino può arrivare. E il macellaio la tiene sull'orecchio, non è accostata, o il prosciutto, insomma. Sa che non lo so. E beh, lo usa anche lo studente, il disegnatore. Chi la tiene sull'orecchio qui? La matita. La matita allora. La matita, vedi? Che qualcosa forse abbiamo imparato, Luca. Ecco. Ma tu quanti anni hai, Luca? 25. Ragazzetto, chi se li ricorda più? E di che ti occupi? Sono ottico optometrista presso Ottica Renzo. Ah, caspita, è una cosa legale, insomma, cioè no, voglio dire, importante, complimenti. Fausto, allora, sta lapis, ma che caspita, tu lo usi, sai che cos'è? Sì, so cos'è perché il lapis è la matita, però più che matita quella tradizionale dei bambini, secondo me è quello che utilizzavano i falegnami, quella matita rossa con la punta grossa che si usava per segnare il legno. Io credo così, nei ricordi di bambino mi ricordo che il lapis era questa cosa qui. Ok, quindi non la matita utilizzata per il disegno dei ragazzini, il disegno tecnico, ma proprio per il falegname, un esperto, un professionista di questo settore. Con la grafite, ecco, questo sì, l'oggetto è quello, però io mi ricordo che il lapis era più inteso come un matitone, qualcosa che segnava il legno, il muratore, cioè passami il lapis, ecco, queste cose. Tu l'hai usato mai nella tua vita come professione? No, tu non ti occupi di lapis. No, però so cos'è, ecco, quei mucci di rossi, grossi di matitone, ecco, per me il lapis mi porta alla memoria questa cosa. Grandissimo, grazie, in bocca al lupo per tutto, ciao. La sa io, mio proprio te, c'è te la son pere che tan becca no. Lapis, che capi che roba che è? La matita del Maringù. Ah, del Maringù. Del Maringù per segnare lenze. Vabbè, ma sono parole. Comunque che capite, da lì e me da che Sì, distanziamento. sempre. Allora, non avanti con la nostra ricetta. Con di che fons freezer e scalogno e che metto dentro i pomodorini a far saltare. Sì, sta buono. E niente, la Potrebbe superba. succedere l'imprevedibile. Fons al dai pomodorini, una volta che con la pasta, che la sbatto dentro. Che la metto dentro e la metto bene insieme, a desmette di in sé.
Poi quando mi ti godete il nostro curry, un cucchiaino di curry, un cucchiaino mio di più, il mescion per bene. Poi tiro via dal fuoco la nostra padella con dentro i spaghetti, curry, pomodorini e mettiamo la nostra mozzarella di bufala tagliata a tucchi che c'è la fila tutta e mettiamo i nostri capperi insieme e i nostri spaghetti è pronti. Pronti? Pronti, una roba pomodorini, mozzarella, che bontà. Se per caso vi siete persi qualche passaggio su YouTube, tutte le nostre ricette le trovate. Potete andare anche al rallentatore e ascoltare con calma tutte le scemenze che racconteremo, perché un po' di errori ci sono. Va bene, grazie a te Federica, grazie a voi e viva la Grazie trattoria a voi. Villa Glori, Monia e Patrizia, grazie, ciao, arrivederci. Grazie, ciao.